Cari telespettatori, rieccoci insieme, ben ritornati qui con noi. Il nostro ospite ve lo presento subito, abbiamo il piacere di avere qui in studio il dottor Stefano Realdon, direttore dell'unità operativa endoscopia digestiva dello IOV, Istituto Oncologico Veneto, referente per la prevenzione. Grazie dottore, in modo particolare perché so che lei si è ritagliato lo spazio tra un intervento e l'altro, non ha neanche pranzato, quindi mi dispiace. La ringraziamo ancora di più di essere qui con noi, ma la sua competenza qualificata da anni di esperienza, nonostante la giovane età, e soprattutto di studio, e ci racconterà anche degli studi più recenti, c'è di grande supporto per tutti quanti i telespettatori. Vogliamo un po' capire la prevenzione primaria, poi se parlare anche di quella secondaria, un po' a livello generale del tumore, è stata anche codificata dall'Unione Europea, e quindi quali sono i punti fondamentali su cui voi insistete per fare cultura? Una cultura della prevenzione. Poi entrerei anche nello specifico della sua competenza invece specialistica, perché purtroppo le malattie oncologiche che riguardano l'apparato digerente, vuoi per gli stili di vita, fattori stressogeni di altro genere, poi ambientale, chiedo a lei genetico, familiare oppure no, ce ne sono sempre molti. La seconda causa di morte al mondo è il tumore in generale, e quelle che riguardano l'apparato digerente non è che stanno meglio. Detto questo, parliamo di prevenzione. Perché è così importante, anche e soprattutto per voi medici? Bene, intanto grazie per l'invito, perché insomma è sempre bello poter avere queste occasioni di divulgare cose importanti, insomma, anzi molto importanti oserei dire. Intanto prevenzione, che cos'è la prevenzione? Perché si sente magari tante volte parlare di prevenzione e bisogna avere un po' le idee chiare di che cos'è. Allora, noi medici, insomma, diciamo, spesso si sente parlare di diversi tipi di prevenzione. Adesso schematizzando esiste la cosiddetta prevenzione primaria, la prevenzione secondaria ed esisterebbe anche la prevenzione terziaria. Anche quella terziaria? Esisterebbe anche la prevenzione terziaria che è anche quella molto importante, poi ne parliamo. Prevenzione primaria è forse quella più importante ma anche la più difficile. Prevenzione primaria vuol dire fondamentalmente mettere in atto a livello personale, ma in realtà a livello di società, degli stili di vita in generale, ma poi rientrano tante altre cose dentro lo stile di vita che ci permettono di ridurre il rischio, nel caso dei tumori, di ammalarsi di tumore. Quindi prevenzione primaria è una cosa che viene fatta generalmente a livello di popolazione, per esempio la divulgazione è una cosa fondamentale per la prevenzione primaria, così come sarebbe, secondo anche delle campagne del Ministero, rendere facili le scelte salutari, che anche quella è una cosa fondamentale. Questa è la prevenzione primaria, cioè ridurre il rischio nella popolazione generale o anche in alcune popolazioni specifiche di sviluppare una certa malattia, per esempio i tumori. E questa è la prevenzione primaria. La prevenzione secondaria in realtà è quella che molti di noi associano quasi esclusivamente al termine prevenzione. In realtà la prevenzione secondaria è la diagnosi precoce. Infatti ignorantemente si associa a questo. Gli screening sono fondamentali, ma non sono prevenzione primaria, sono prevenzione secondaria, cioè sono diagnosi precoce. I test, gli esami che uno deve fare non tanto per ridurre il rischio di ammalarsi, ma per prendere la malattia quando è in fase iniziale, insomma. Certo. E questa è importante, ma è un'altra cosa. Terza cosa, visto che abbiamo avviato, la prevenzione terziaria. Anche quella è molto importante, è fare in modo che chi per esempio ha già avuto un tumore ed è guarito possa riabilitarsi nella sua vita, possa mettere anche lui in piedi delle cose, tra cui per esempio gli stili di vita, per far sì sia di non ammalarsi nuovamente di un tumore, sia di non ammalarsi di altri tumori, sia di non ammalarsi di altre malattie. Quindi una prevenzione fatta in chi ha già avuto una patologia per far sì che non si ripresenti o che non si ripresentano altre malattie. Ecco, ma lei ha accennato alla questione, di tumore si guarisce? Dal tumore si guarisce? Perché voi medici siete un po' restii a dire a un paziente oncologico lei è guarito? Il tumore per fortuna si guarisce. Cosa vuol dire guarigione? Cosa vuol dire guarigione? Allora, purtroppo c'è questo brutto termine che noi usiamo, che però è quello che la letteratura in qualche modo suggerisce, dei cosiddetti lungosopravviventi. Nel senso che si dice che dopo, soprattutto i 5 anni, da uno è guarito da un tumore, si diventa lungo sopravviventi, perché
non si usa il termine guariti perché bisogna sempre fare i controlli, comunque è giusto tenere sott'occhio, però diciamo dal punto di vista pratico e realistico quando uno ha superato una certa fase noi siamo abbastanza sereni. Ci sono purtroppo dei tumori che si presentano a distanza di tanti anni e per quello non bisogna comunque mai dimenticare i controlli, bisogna comunque anche una volta guariti non dimenticarsi che gli stili di vita, i controlli sono fondamentali. Quindi non è con l'aspertazione del tumore, con tutte le terapie che ci possono essere correlate, che una persona sono guarito, no? Perché questo potrebbe comunque essere... Allora, partiamo dalla fine, anche se dovevamo parlare dall'inizio. La prevenzione terziaria, per esempio, noi abbiamo uno studio adesso, lo IOV, sostenuto in parte per esempio dalla LILT, visto che la settimana della prevenzione è anche questa, in cui pazienti che sono già guariti a tumore del colon e li inseriamo in un percorso di modifica dello stile di vita che prevede incontri col dietista, nutrizionista, prevede anche corsi di cucina, prevede la possibilità di aumentare l'attività fisica che fanno, con l'obiettivo di ridurre per esempio il rischio che si riammalino, ma anche il rischio che per esempio muoiano di altro, per esempio di malattie cardiovascolari, che spesso è un'importante causa di ulteriore malattia e di morte in chi è guarito da un tumore. Perché spesso i fattori di rischio che possono aumentare il rischio, per esempio, di ammalarsi di tumore al colon, sono gli stessi che aumentano il rischio di avere infarti, di avere ictus, quindi diciamo, so che è brutto dire, ma in qualche maniera quando uno guarisce da una malattia o viene presa in tempo è anche un'occasione perché uno mette in atto gli stili di vita perché non ci si ammali di quello, non ci si ammali di altre malattie. Quindi sono quei cosiddetti che noi chiamiamo teaching moments, cioè dei momenti in cui uno è anche più sensibile a chi vi propone qualcosa che può essere, per esempio, modificare lo stile di vita. Questo è sperimentale, questo, dottore? Questo attualmente è uno studio che stiamo facendo, proprio per dimostrare che è efficace, perché bisogna comunque dimostrare che è efficace. Perché, per esempio, tornando alla prevenzione primaria, sul sito dello IOV noi abbiamo specificato, un po' gliel'ho portato, il cosiddetto codice europeo contro il cancro. Sono 12 raccomandazioni fatte da organismi internazionali, tra cui la Commissione europea, in cui si dice candidamente, tra virgolette, che se uno fosse in grado di seguire quelle 12 indicazioni, che sono anche relativamente semplici a parole, si ridurrebbe le morti per tumore in Europa del 50%. Caspita, sono tantissime. Quindi a me capita sempre di dire che io sono un appassionato di ricerca, faccio ricerca sulle biomolecole, su tutte le cose più sofisticate che forse un domani serviranno, però la migliore arma contro il cancro ce l'abbiamo già. Ed è ancora quella Ed è la prevenzione. Il 50% dei tumori, se noi fossimo in grado di applicare tutte quelle 12 regole, per esempio del codice europeo contro il cancro, il 50% dei tumori semplicemente non verrebbero. Ecco, lo menzioniamo rapidamente, tanto magari non tutti hanno la possibilità di accedere al sito. Non fumare, non usare tabacco in alcuna forma. Questa è sacrosanta, vero dottore? Rendi la tua casa libera dal fumo. Tieni il tuo peso sotto controllo, quindi qui il problema dell'obesità, come accennava lei. Sii attivo nella vita quotidiana, limita il tempo che stai seduto, quindi non essere sedentari e attività motoria. Mantieni una sana alimentazione, 5 porzioni di frutta e verdura. Se bevi alcolici limitane il consumo, quindi meno alcolici, evita le scottature solari, proteggi in particolare i bambini dai raggi ultravioletti. Sul posto di lavoro limita l'esposizione ad agenti cancerogeni. Questo è un po' un problema perché bisogna capire quali sono gli agenti cancerogeni. Quindi questo qui. Valuta il livello di radiazioni naturali, di radon a cui sei sottoposto. Altro problema perché bisogna capire dove si trova, se ce n'è, tutto però. Allattamento al seno, riduce il rischio di cancro alla mammella, però non tutti possono farlo, perché c'è chi può e non può. Fai vaccinare i tuoi figli, e questa è una cosa importante, partecipa agli screening organizzati, e dal momento in cui c'è lo screening del colon retto, è anche questo diffuso dai 50 a 69 anni? Sì. E quindi questo è perfetto. Ma gli screening riguardano i fattori principali di rischio di tumori oppure no? Cioè non coprono proprio tutto il plafond? Gli screening intanto sono prevenzione secondaria, cioè sono diagnosi precoci. Quindi qua è messo tra la primaria però... Sì, lì c'è tutta la prevenzione, nel senso c'è anche la prevenzione secondaria nel codice europeo contro il cancro. Sono importanti nel senso che gli screening vengono fatti
quelli per cui c'è dimostrazione di efficacia, perché non è detto che facendo 200 milioni di esami serva in realtà. Di screening, per esempio quello del tumore del colon, è fondamentale, per fortuna che in Veneto funziona bene, perché è uno di quelli che si è dimostrato essere efficace nel ridurre la mortalità per tumore del colon. Quindi è un qualcosa di molto impegnativo, non solo per i pazienti, per le persone, perché in qualche modo si sentono chiamati a casa a fare un test, quando dicono io sto bene, cosa devo fare, perché devo fare questa cosa. E in realtà è fondamentale perché permette proprio di identificare i tumori del colon in fase molto iniziale. È molto impegnativo per chi lo fa, nel senso per la struttura pubblica per la fa, per i medici che lo fanno, per gli infermieri che lo fanno, però si fa e si deve fare perché è efficace. È quello del sangue occulto? Quello del sangue occulto, esatto. Che quindi la chiamata che viene fatta sangue occulto che consiglio a tutti di fare quando si viene chiamati, così come quando il sangue occulto è positivo di fare la colonscopia, perché lo screening è il sangue occulto, ma se è positivo bisogna fare la colonscopia. È fondamentale, è importantissimo. Io ho sempre insistito, quando mi è stato chiesto, in parte ho collaborato su questa cosa, che anche quello sarebbe un teaching moment importante, perché nel momento in cui uno, 50 anni, 55 anni, si trova il polipo, il piccolo tumore che si toglie, è fondamentale aver tolto il tumore, però sarebbe anche fondamentale cogliere l'occasione per dire, beh, stavolta mi è andata bene, meglio che cambi lo stile di vita, che magari campo 100 anni, li campo bene, insomma. Assolutamente. Relativamente alla sua competenza, c'è una frequenza maggiore, un'incidenza maggiore in percentuale rispetto al passato di queste patologie, queste neoplasie? Sì, allora, noi in endoscopia dello IOV di Padova ci occupiamo di varie cose, ma in particolare, diciamo, storicamente siamo un centro di riferimento per i tumori dell'esofago, ma soprattutto per le cosiddette precancerosi dell'esofago. Esiste una condizione cosiddetta precancerosa che si chiama esofago di Barrett, che non è frequentissima ma non è neanche così rara, che fondamentalmente non è una malattia, ma è una situazione che si crea nel nostro esofago in chi soprattutto magari soffre di reflusso gastroesofageo da tanti anni. Si può sviluppare questa condizione che non è una malattia, però si sa che è un fattore di rischio importante per lo sviluppo negli anni di un tumore che si chiama l'adenocarcinoma dell'esofago, che è un tumore un po' particolare, nel senso che nonostante sia un tumore relativamente raro rispetto ad altri, rispetto al colon, la mammella, la prostata, il polmone, sono numeri nettamente inferiori, però nonostante sia nettamente inferiore è un tumore interessante, diciamo, per noi che lo studiamo, perché è uno di quelli che ha la più rapida crescita in termini numerici nelle civiltà occidentali negli ultimi decenni. E secondo gli studi quali sono le cause? Secondo gli studi non si sa benissimo quali siano le cause, ma certamente tra le concause c'è la modifica degli stili di vita. C'è l'alimentazione, le mancanze di attività fisica, il fumo, per esempio c'è l'epidemia di obesità. Uno studio che io ho letto... L'epidemia di obesità. L'epidemia di obesità. L'obesità purtroppo è un'epidemia ormai. Non siamo ancora ai livelli degli Stati Uniti d'America, per intendersi, ma non è che ci siamo lontanissimi. E per esempio c'è uno studio fatto qualche anno fa, abbastanza inquietante secondo me, ma che dovrebbe farci riflettere, che per esempio uno dei fattori statisticamente, perché poi sembra una questione di statistica, associato al rischio di sviluppare adenocarcinoma dell'esofago in età adulta è l'obesità in età adolescenziale. Ah, caspita. Quindi attenzione ai ragazzini che sono sovrappeso. Esatto. Bisogna stare molto attenti perché un ragazzino o un adolescente in sovrappeso, soprattutto obeso, può essere un adulto malato. E allora in questo senso qua è fondamentale la prevenzione, nel senso la prevenzione dei fattori di rischio, e poi è fondamentale, noi stiamo sperimentando sempre lo IOV e in questa sottopopolazione, diciamo, queste persone che hanno questo fattore di rischio che si chiama esofago di Barrett, ovviamente abbiamo tutti gli strumenti di ultima generazione per fare la cosiddetta diagnosi precoce. Abbiamo degli strumenti che sempre dicono anche gli infermieri miei, vediamo anche quello che non c'è. Probabilmente è vero, nel senso che abbiamo una tale definizione, una tale capacità di diventare le micro alterazioni di questo esofago di Barrett che siamo in grado di vedere il tumore veramente quando è piccolissimo. E questa è fondamentale perché chi ha l'esofago di Barrett deve fare degli esami
a distanza di anni, ma insomma di follow-up per identificare tramite la diagnosi precoce queste lesioni iniziali che possiamo trattare anche per via endoscopica, perché la maggior parte delle lesioni che noi vediamo non le mandiamo dal chirurgo, le trattiamo per via endoscopica, con delle tecniche un po' sofisticate che abbiamo, mucosettomia, dissezione sottomucosa, la radiofrequenza, sono tecniche degli interventi fatti per via endoscopica, quindi l'importanza della diagnosi precoce. Sì. Quindi meno invasiva, insomma. Però non basta, nel senso che, per esempio, noi nella maggior parte dei pazienti con esofago di Barrett, quello che proponiamo, al di là del follow-up endoscopico, è proprio la modifica dello stile di vita. Perché si è visto, e anche noi in parte con degli studi abbiamo contribuito a dimostrarlo, che in chi ha l'esofago di Barrett, oltre ai controlli che vanno fatti, e vanno fatti in strutture adeguate, è importante modificare lo stile di vita, è importante ridurre il sovrappeso, è importante ridurre la circonferenza vita, è importante ridurre una serie di fattori che noi chiamiamo legati all'insulinoresistenza, cioè fattori metabolici che sono la causa di tante malattie, ma anche dell'evoluzione dell'esofago di Barrett a tumore. Quindi abbiamo uno studio simile al precedente in cui in qualche modo le persone cerchiamo di inserire in un percorso un po' impegnativo, diciamo, non è solo dire cosa fare, ma dargli strumenti per farlo. Quindi anche lì facciamo interventi con il dietista, con il nutrizionista, con chi stimola l'attività fisica, cerchiamo di organizzare corsi di cucina, il Nordic Walking, in maniera tale che uno sia aiutato a modificare lo stile di vita. Non solo a parole, ma anche con un percorso da seguire. Andiamo alla pubblicità, dopo entriamo ancora nello specifico, ci sono tante cose ancora che bisogna dire. Tra poco restate con noi.